Incurante delle polemiche, l'amministrazione veneziana tira dritto sul divieto di trasportare alcolici dopo le 7 di sera previsto dal nuovo regolamento di polizia urbana. Un provvedimento necessario, sostiene l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste, per mettere un freno ad alcuni fenomeni ormai fuori controllo. Vietare di vedere sti ragazzi che se ne vanno in giro con la bottiglia in mano, che si aggregano nei portici e via e si ubriacano, ahimè, e alcuni casi in talune volte li abbiamo visti anche di coma etilici nei giovani ragazzi. Quindi questo è un intervento che vogliamo fare nei confronti di questo fenomeno in particolare. Nessuna persecuzione verso chi beve responsabilmente, assicura Deste, i vigili valuteranno caso per caso, ma occorre una norma che consenta loro di intervenire quando necessario. Si vuole intervenire su questo tipo di fenomeno, sull'abuso dell'alcol, quindi un divieto che ci consenta appunto di essere efficaci nei confronti di chi ne fa un abuso è assolutamente indispensabile. Alcuni scenari evocati dall'opposizione, si difendono dalla Giunta, sono semplicemente surreali e non si verificheranno mai. È chiaro che deve prevalere quello che è il buon senso da parte dell'operatore che interviene, quindi saper riconoscere quella che è la situazione. Il fine non è certamente quello di sanzionare le persone che vanno a fare una spesa o bevono l'aperitivo al bar. Nessun proibizionismo dunque, conclude Deste. Chi vuole acquistare alcolici senza cattive intenzioni potrà continuare a farlo senza timore. C'è da temere invece di quello che possono fare i nostri ragazzi in una situazione e un contesto sociale oramai che a volte rischia di degenerare, per cui qualcuno deve intervenire. Questa amministrazione vuole esserci e vuole fare di tutto per applicare questo divieto.